Ci sono aziende che sono in grado di di produrre degli strumenti che purificano l'aria anche dal Covid. Allora, non possiamo immaginare di investire molte più risorse, intelligenza su queste dinamiche e per esempio lasciare che i ristoranti possano aprire perché tanto c'è un abbattitore del virus. La domanda è tutt'altro che retorica, soprattutto a poche ore dal via alle restrizioni della fascia arancione. Per l'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato ci sono quindi altre vie alla chiusura, un ragionamento che vale per i ristoranti ma anche per le scuole, con il ritorno sempre meno ipotetico alla didattica a distanza al 100%. Perché non possiamo allora usarli, metterli in tutte le scuole e mandare i ragazzi a scuola? Perché non li mettiamo nei ristoranti e mandiamo la gente al ristorante? Perché non li mettiamo nei bar e mandiamo la gente nei bar? Cioè, è questo che non capisco. Ho l'impressione che noi ci siamo rassegnati alle chiusure. Chiusure che ovviamente prolungano l'agonia di interi comparti, sempre più in sofferenza e alle prese con problemi crescenti di liquidità, come sottolineato dallo stesso Marcato in una recente lettera al governatore della Banca d'Italia, dove si contesta la rigida applicazione delle norme di Basilea sulla concessione dei crediti alle imprese. Io l'ho già detto ai ministri, e lo scriverò anche a Draghi, al nostro sistema economico manca oggi questo, manca liquidità. Tema sollevato anche dalle categorie che chiedono all'esecutivo un nuovo schema di gioco in vista del prossimo decreto indennizi che dovrà necessariamente superare la logica asfittica dei codici Ateco. Ormai i codici Ateco non ci danno più il polso di com'è la situazione, perché nel momento in cui chiude un ristorante, alla fine ne subisce tutto il tessuto economico di indotto e che è direttamente collegato.